245 mm di pioggia nell'arco di poco più di 6 ore. È un dato estremo, mai registrato nella storia qui a Bibbione, e sono dati paragonabili a quelli che sono accaduti non in 6-8 ore ma in 36 ore in Emilia Romagna. Stiamo parlando di questo. Questa precipitazione ha colpito in maniera particolare Bibbione e Lignano, quindi una precipitazione assolutamente straordinaria. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di togliere l'acqua dalle strade, e per questo i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 pompe ad alta capacità, noi con 4 pompe ad alta capacità, e quindi questa è stata la prima fase dell'intervento. Dopodiché si interviene svuotando gli scantinati e tutti gli interrati, che sono parecchi. Abbiamo fatto intervenire volontariato di protezione civile un po' da tutta la città metropolitana, ma anche da altre province, perché ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Una situazione che ci ha colti di sorpresa, il commento del sindaco Maurutto, che risponde agli appelli disperati dei cittadini mentre è stato firmato lo stato d'emergenza. Attiveremo tutti i nostri canali possibili per in qualche modo avere un riconoscimento di quelli che quelli che saranno i danni, ma che non abbiamo ancora accertato. Come un po' tipico di queste zone, insomma, siamo anche abituati comunque a recuperare subito la situazione. Vedo che molti si sono messi all'opera fin da subito per ripristinare i propri locali. La difficoltà maggiore era sulle attività commerciali e sulle attività alberghiere, che in qualche modo avevano una presenza anche importante di turisti e quindi dovevano garantire il minimo dei servizi necessari ai turisti. Abbiamo visto che comunque tutti hanno capito la situazione, chiediamo questa comprensione anche ai turisti presenti in maniera così numerosa in questi giorni, e credo che sia un momento così eccezionale e anche unico, e da Bibbione già da domani possa in qualche modo riprendere la sua normale fisionomia e possa essere accogliente come sempre. Cosa ci si dovrà aspettare dunque nelle prossime ore? Il grosso è accaduto stanotte dalle 2 alle 6 di mattina, c'è stata un'altra botta verso le 10 questa mattina, e poi nel pomeriggio ha continuato a piovere, però si va verso il miglioramento.